Buongiorno, continua l'attività di Veneto Welfare nei classici appuntamenti con le interviste, il confronto con quelle che sono il territorio, le istituzioni e le parti sociali. Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi il presidente Antonio Morello, presidente di Sanin Veneto, una delle strutture di riferimento, diciamo, nell'ambito della sanità convenzionata a livello regionale. Quello che noi chiediamo al Presidente sono dei punti di riferimento, cerchiamo di capire subito com'è che state affrontando la situazione di post pandemia, perché ormai è tale, stanno arrivando, il numero dei contagi stanno diminuendo in modo ci lasciano liberi, ci lasciano vivere quelle che sono poi le relazioni, come state affrontando e soprattutto quali sono i fattori di successo del vostro fondo che si sta distinguendo in modo chiaro a livello regionale, ma anche a livello nazionale. Grazie di questa domanda che ci vede proprio attori attivi proprio di questa situazione pandemica. Infatti noi abbiamo lanciato diversi progetti che riguardavano proprio la pandemia, mai così vicini e riaprire sicuri, che sono stati due cavalli di battaglia che ancora adesso portiamo avanti proprio per cercare di dare un aiuto, un contributo fattivo al territorio che ha sofferto così tanto con la pandemia. I fattori che ci hanno sicuramente aiutato per diventare, come dire, vicini, per stare vicini alle imprese, è stato il fatto, ci sono stati due fattori storici che determinano e caratterizzano il fondo. Il primo, il fatto che il fondo è una costola della bilateralità veneta, nasce con lo spirito, con gli ideali della bilateralità veneta e i fondatori nel 2013, Confartigianato, CNA e Casa, e CISL, CGL e WIL, lo hanno fondato proprio con questo spirito, uno spirito di vicinanza al territorio, uno spirito di servizio. Questa 30 anni di esperienza, chiaramente in bilateralità, sono stati 30 anni che hanno per primi parlato di welfare, per primi hanno parlato di benessere dei lavoratori, benessere delle aziende e responsabilità nei confronti del territorio. Per cui partiamo da un'ottima esperienza. L'altro elemento sempre storico molto importante è il fatto della vicinanza della territorialità che si esprime come? Si esprime attraverso la presenza in 200 sportelli che sono a disposizione del territorio. Sono, badate bene, sportelli delle parti che hanno generato il fondo, delle parti datoriali e delle parti sindacali, che sono in prestito al fondo e che ci danno dei sensori continui giorno dopo giorno di quello che il fondo fa bene e di quello che il fondo fa meno bene. Ecco che si crea un sistema di reazione che ci consente di migliorare sempre l'attività del fondo. C'è un altro aspetto invece molto importante, che è l'aspetto che è stato generato all'interno del fondo stesso, cioè il fatto che il fondo è partito con un sistema assicurativo che generava chiaramente dei costi perché c'era questo interlocutore che era l'assicurazione e si è col tempo creato invece un fondo di autonomia. Autonomia vuol dire gestione diretta, non con il partner assicurativo, che eroga i servizi. Infatti 2021 noi siamo praticamente autonomi, siamo un fondo autonomo, siamo un fondo senza scopo di lucro e questo fatto ha generato quelle risorse che ci hanno permesso proprio di rispondere e di ritornare al territorio tutti quei servizi che in caso contrario non avremmo potuto erogare. Difatti i due aspetti primari, quelli storici, di essere erogazione dell'ente bilaterale e di avere gli sportelli, poco avrebbero dato impulso al fondo se non avessimo avuto delle risorse che appunto ricavate da questa nuova gestione hanno consentito di dare un aiuto importante e di ritornare al territorio importanti valori economici. Faccio degli esempi molto semplici che magari non sono conosciuti. Il fatto per esempio di aver aiutato nella tempesta del Vaia il territorio, il
fatto di aver aiutato il territorio durante l'acqua alta, avere aiutato delle 118, aver aiutato delle RSA e durante il Covid, come ho detto, attraverso i progetti Mai Così Vicini e Riaprire Sicuri, tutta una serie di attività che sono state erogate proprio dal fondo, proprio attraverso questa possibilità economica che si è dato il fondo. Il suo intervento chiaramente traccia forme di autonomia, lei le ha citate almeno 2 volte, di come il welfare più vicino al territorio sia quel vero welfare spendibile. Ormai i servizi da voi citati, ma erogati in termini di welfare, devono essere tangibili, concreti. Lei ci ha portato degli esempi di come con le risorse raccolte in questo territorio, nel territorio veneto, si siano poi fatti degli interventi reali, spendibili e di aiuto ai vostri soci, ma soprattutto di aiuto al territorio, con una sorta di rilancio di quello che è il welfare di comunità, oggi ritenuto più che strategico. Voi siete stati, come lei lo citava giustamente, artefici, propulsori della valorizzazione della bilateralità, anche con forte coraggio di autonomia. Quindi io le chiederei subito, non voglio che questa venga vista come uno stimolo, una provocazione, però lei come vede allora il processo di autonomia che voi per primi avete messo in piedi anche all'interno di ragionamenti con i fondi nazionali? Ecco sì, quando si parla di autonomia si sollevano un po' gli animi, ma per quanto ci riguarda, per noi l'autonomia vuol dire responsabilità. Autonomia significa responsabilità e per molte regioni, badate bene, forse dà più risonanza appunto un albero che cade che tanti magari che crescono, però i dati danno che ci sono 13 regioni in Italia che hanno chiesto l'autonomia. Che cos'è in realtà l'autonomia? Come viene percepita nella normalità dei casi, senza enfasi? Viene percepita proprio, come ho detto, come un segno di responsabilità nei confronti di un territorio, ma soprattutto viene sentita come una risposta alla difficoltà di affrontare la complessità. La complessità del tutto, diciamo, si deve risolvere, si può risolvere, molti pensano che si possa risolvere attraverso la gestione territoriale. Quindi una territorialità rende più semplice perché il concetto di territorialità equivale al concetto di rapporti densi, cioè vuol dire vicini, uniti, quindi facili da realizzare, come ho detto io, gli sportelli che danno indicazioni dirette al fondo di come comportarci, il territorio che dà indicazioni dirette agli attori sociali di come comportarsi e generano attività di benessere, attività di welfare adeguate. Sicuramente l'autonomia può dare un contributo importante nella gestione del welfare territoriale. Può dare un contributo importante perché? Perché genera proprio queste relazioni dense. Questa è una cosa molto importante, le relazioni che generano il territorio. Un'altra cosa molto importante che riguarda proprio l'autonomia è il fatto che l'autonomia significa anche fondamentalmente generare sostenibilità. Perché sostenibilità? Cioè, quando si parla di sostenibilità si parla di territorio, perché si parla di azioni circolari e non lineari. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, nell'ambito della sanità integrativa, vuol dire un dialogo forte fra Stato privato e privato che ritorna allo Stato attraverso magari dei servizi. Immagino, per esempio, una sanità circolare attraverso dei servizi di ritorno che sono la sociosanità. Tutto il tema della sociosanità che può ritornare allo Stato, che può ritornare come servizi attraverso magari dei progetti comuni. Cosa significa questo? Significa che i temi della longevità che abbiamo nel nostro territorio, ma in tutta Italia, e che riguardano tutti noi, che riguarderanno tutti noi, sono temi che dobbiamo affrontare insieme, affrontare in un territorio attraverso appunto la sanità pubblica, la sociosanità privata, la sanità integrativa privata, il welfare territoriale.
La sostenibilità sociale, ruolo strategico per il vostro fondo è decisivo, direi che introduce un ulteriore fattore competitivo che è l'evoluzione della bilateralità verso una sorta, abbiam detto anche in altre occasioni nei vostri convegni pubblici, di trilateralità. E qui a chiedergli immediatamente le chiediamo: ma cosa lei ritiene che il pubblico possa fare? Cosa chiedereste voi all'ente pubblico in termini di azioni concrete per sostenere quelle che sono poi le vostre azioni reali sul territorio? Ecco sì, più che chiedere, come abbiamo già avuto modo di, confrontarci anche con l'assessore, noi ci mettiamo a disposizione, cioè noi diamo la nostra disponibilità come fondo artigiano, come fondo, di una compagine molto importante che sente il territorio veramente suo e che vive il territorio in tutte le forme, sia produttive che sociali. Noi sinceramente mettiamo a disposizione il nostro fondo per fare dei progetti, per creare delle convenzioni, per dare, diciamo, valore a dei progetti comuni che possono appunto rispondere a attività appunto di sanità integrativa che guarda al futuro. Stiamo parlando di malattie degenerative per la vecchiaia, stiamo parlando di malattie legate alla non autosufficienza, stiamo parlando anche di processi di cultura per quanto riguarda la prevenzione, e lì il tema è fondamentale, soprattutto dobbiamo parlare ai giovani adesso che hanno 30 anni per avere degli anziani che saranno più abili, più agili, eccetera, perché la longevità che fa parte appunto della modernità, il fatto di vivere meglio, di mangiarsi, di alimentarsi meglio, eccetera, genera la longevità e quindi dobbiamo anche pensare a come prevenire l'invecchiamento e tutti questi temi secondo noi sono importanti da sviluppare insieme. Chiediamo, in questo momento abbiamo aperto 2 fronti con 2 ULS per quanto riguarda il convenzionamento, chiediamo in poche parole di poter collaborare insieme e di poter dare il nostro contributo più efficace possibile perché il territorio generi benessere, welfare, come si dice in inglese. Grazie Presidente Antonio Morello, Presidente di Sani in Veneto, un fondo di riferimento in ambito sanitario a livello regionale, soprattutto nel mondo dell'artigianato, ma oggi fortemente aperto a quello che si è compreso dalle sue risposte al confronto relazionale con tutte le parti sociali che sono all'interno del vostro fondo, ma anche con gli enti pubblici come forme di partner di forte collaborazione stretta. Grazie ancora e avremo occasione di risentirci e rivederci nei momenti pubblici che non sono mancati, ma mancano poi magari solo ultimamente di fisicità, ma auspichiamo che ciò ritorni in termini relazionali informali tra di noi. Grazie ancora Presidente, grazie, Grazie a voi, a Veneto Welfare. Buon grazie, lavoro grazie. insieme.